La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, anche senza alcune star americane, fa il boom di presenze. Nei primi 5 giorni del festival, da mercoledì a domenica scorsi, si sono venduti 35.000 biglietti, il 10% in più rispetto al 2022, di cui 6.300 abbonati, 114.000 presenti in sala con una crescita del 18% guardando allo scorso anno e 11.300 sono stati gli accreditati. 80 edizioni della mostra del cinema di Venezia raccontati con interviste storiche inedite con un ricco repertorio di immagini di archivio nel documentario Dalla parte del leone. La voce narrante è quella di Carla Bruni, il documentario di Battista Cegarai e Giuseppe Bucchi ripercorre le tappe cruciali e i momenti significativi della rassegna cinematografica più antica del mondo. Il materiale è vastissimo, ci si potrebbe fare una serie, chiaramente non si poteva mettere tutto, però diciamo che Battista ha scelto di dare una chiave di lettura. È anche molto interessante vedere come il festival viene visto fuori dal panorama italiano. Ci sono tantissime chicche, tantissime cose, ci sono delle interviste fatte da Lello Bersani, che ne so, una su tutte potrebbe essere a Roberto Rossellini. La mostra di Venezia rimane una delle mostre cinematografiche, anzi è l'unica che si chiama mostra, perché sennò sono festival. Qui sono stati scoperti tantissimi registi, tantissimi attori sono nati qui. Et donc on a vu des heures et des heures et des heures d'archives depuis les années 30. Abbiamo usato molto vecchie le immagini di vecchio archivio che mostrano l'importanza dei film che sono stati proiettati qua, e poi abbiamo visto ore e ore e ore di materiale d'archivio, abbiamo trovato delle cose fantastiche. Alla mostra anche Rocco Papareo per ritirare un premio collaterale. La mia più grande soddisfazione è stato progettare, realizzare e assistere alla sua diffusione del film Basilicata Coast to Coast. Il mio primo film e sono molto contento e orgoglioso di averlo fatto.